E oggi siamo a Ficarra perché parliamo di prodotti biologici, ma parliamo anche della filiera corta. Nell'ambito di Ficarra 4.0 si sta cercando di valorizzare il territorio, si sta cercando di valorizzare la produzione agricola locale e in particolare quella biologica. Sì, l'importanza di questo evento, di questo meeting, è far capire quanto vale mangiare del cibo biologico e l'importanza di fare anche squadra e filiera corta. Noi siamo 8 aziende già consolidate nel territorio, molto unite sul lavoro, collaboriamo bene e soprattutto offriamo un paniere di prodotti eccezionale dal mio punto di vista, diciamo per l'esperienza che ho io a livello di prodotti, ma finora abbiamo avuto riscontri importanti anche all'estero. I nostri prodotti sono andati anche fuori stato e forse andranno anche oltre. Oggi avremo la possibilità di scoprire alcune di queste eccellenze, c'è davvero di tutto, c'è l'olio d'oliva extravergine, ci sono le castagne, c'è davvero tanto in questo progetto. Sì, noi come prodotti, naturalmente la mia azienda, Azienda Agricola La Castagna, ormai è un'azienda conosciuta in tutta la Sicilia e spero che a presto lo diventi anche oltre. E poi abbiamo, come ripeto, l'olio, 2 aziende importantissime, nella quale siamo nella location dell'azienda di Calogero Emilio, che secondo me come struttura anche ricettiva è una delle più belle, oltre a produrre un olio extravergine d'oliva di altissimi livelli. Insieme a questa ho la fortuna di avere anche la preside Giulietta Emilio, l'azienda Emilio, che non ha bisogno di presentazione, sono tantissimi anni che sono sul territorio, lei, sua sorella, suo fratello, e oltre ad essere una delle famiglie più importanti a livello di produzione dai tempi dei tempi. Poi abbiamo Colli Nebros con i prodotti derivati dal suino nero, abbiamo Tindoro Ridolfo che ora intervisteremo e vedremo i prodotti con il miele, abbiamo Sebastian al Boschetto Calamunci con le nucide ignazzate, un prodotto derivato dalle nocciole, abbiamo Astone, la pasticceria con la produzione di mandorle e il pasto di mandorla, che è il nostro pasto principale del nostro paese, storico oltre, e credo di non dimenticarmi nessuno. Comunque ora piano piano passeremo da tutte le aziende. L'importante è valorizzare i prodotti, ma l'importante è anche valorizzare la filiera corta. Molti di questi prodotti vengono venduti in giro per il mondo attraverso l'e-commerce, ma molti di questi prodotti vengono venduti anche sul territorio locale, qui a Ficarra, grazie ad alcune aziende che li vendono. Sì, perfettamente. Il nostro intento, sì, anche di questo progetto, è proprio abbattere i costi dei prodotti in maniera di dare la possibilità all'acquirente di acquistare prodotti di primissima qualità e non essere costretto a spendere cifre astronomiche con i problemi, diciamo, che tutte le famiglie, molte famiglie purtroppo. Sì, e quello che hai detto è importantissimo. Io ho qualche esempio, il negozietto qui a Ficarra di amici che ora intervisteremo, che arriveranno, che fanno un punto di forza dei nostri prodotti e hanno dimostrato, a discapito di tutti gli altri grossi supermercati della zona, a avere molte più vendite e molta più risposta sul nostro prodotto. Ficarra 4.0 è un progetto che è stato finanziato? Sì, questo è stato finanziato naturalmente dall'assessorato e ci hanno dato la possibilità di pubblicizzare i nostri prodotti e di far capire e di trasmettere agli altri imprenditori, quello che faremo anche oggi in questo meeting, di fare squadra, di collaborare e di vendere anche nei mercati locali e nei punti più vicini. La qualità si riconosce. È inutile dirlo, quando uno assaggia un prodotto di qualità te ne rendi conto. E siamo in compagnia di Stefania Miglio e ci troviamo in una cornice, possiamo dire, davvero fantastica. Ecco, spieghiamo subito dove ci troviamo. Buonasera, io sono Stefania Miglio, come già detto. Noi ci troviamo qui a Ficarra, siamo all'interno di una struttura ricettiva, è un'antica residenza di caccia che nel corso dei secoli ha subito diverse, come dire, destinazioni. Oggi è stata adibita a B&B. Offriamo il servizio appunto di pernottamento e prima colazione. Ci tengo a dire
che siamo una delle uniche 6 strutture in Italia ad avere ottenuto la certificazione di sostenibilità aziendale, sostenibilità sociale, ed è importante perché in tutto il mondo siamo soltanto 6.000, quindi in tutto il mondo siamo soltanto 6.000 ad avere questa certificazione. La mia è un'azienda biologica, siamo in biologico dal 2015, quindi già sono 10 anni. Produciamo esclusivamente olio extravergine di oliva di una varietà tipica della zona, che sarebbe la minuta. Ripeto, è un olio extravergine d'oliva, è un biologico, è un presidio slow food. Come certificazione di qualità ho ottenuto anche IGP Sicilia, quindi come vedete ha tutto quello che come dire, denomina e contraddistingue un prodotto di eccellenza. E qui vediamo alcune tipologie dell'olio che viene prodotto dall'azienda agricola che lei porta avanti. Ci può spiegare cosa abbiamo? Ma certamente, allora, ma con grande piacere soprattutto. Allora, ci tengo a dire che sono dei monovarietali, nel senso che è una minuta in purezza, quindi 100% minuta, non ci sono altre varietà miscelate all'interno. Quindi è la stessa oliva da cui io ottengo due prodotti non diversi, con caratteristiche leggermente diverse. Perché? Perché vi faccio vedere questa, che è il Barone Emilio, unico formato 250. Questa viene raccolta, quello che viene raccolto per primo, quindi viene raccolto prematuramente, la resa è bassissima, però si ottiene un olio veramente molto particolare perché ha dei sentori veramente unici, ha questo amaro che lo contraddistingue, quindi è veramente, come dire, veramente particolare. C'è da dire una cosa della minuta: la minuta è l'unica oliva siciliana, perché noi le olive siciliane si contraddistinguono per questo sentore appunto intenso, per questo fruttato intenso. Invece la minuta, a differenza di tutte le altre olive siciliane, ha un fruttato delicato, quindi è indicatissima per il pesce, cosa che magari altri oli, come posso dire la nocellara del Belice o la tonne blé, eccetera, sono magari più indicati per la carne. Ottimi oli, per carità, però così come la minuta non va bene per la carne. Quindi dicevo, Barone Emilio, quindi questo viene raccolto, è quello che viene raccolto per prima. Subito dopo, perché noi abbiamo selezionato alcuni alberi all'interno della proprietà che sono destinati appunto esclusivamente a questa etichetta. Dopo un 15-20 giorni all'incirca passiamo con raccogliere la seconda etichetta. Ma perché facciamo questo? Perché a distanza di questi 15 giorni si ottiene una maturazione diversa, quindi i sentori che noi sentiamo in questo olio qui sono diversi, nel senso l'olio qui è più equilibrato, quindi i sentori dell'amaro, del piccante sono più equilibrati, quindi ha un palato, perché questo è un po' particolare, quindi va abbinato, che ne so, su una mozzarella, il Barone Emilio è eccezionale perché questo sentore di amaro è incredibile. Questo, essendo più equilibrato, quindi come dire per altri gusti eccetera, va benissimo per le zuppe, va benissimo appunto anche soprattutto per il pesce, come dicevamo. E poi novità. Questa è una novità che vi presento, come dire, in anteprima. E allora, questo è sempre il Barone Emilio. Come vedete abbiamo scelto una bottiglia trasparente. Perché? Perché all'interno, non so se avete modo di vederlo, c'è dell'oro, ci sono delle foglie di oro alimentare certificato, intendiamo certificato per uso alimentare. Questa è una richiesta che mi è arrivata dai paesi arabi, quindi a breve inizieremo anche ad esportare quest'olio lì, a venderlo e a farlo, soprattutto a farlo conoscere, perché quello che a noi interessa, quello che a me interessa, così come diciamo tutti questi piccoli produttori, perché le nostre sono produzioni di nicchia, piccole produzioni limitate, è quello di far conoscere questo prodotto, perché la minuta viene prodotta solo qui, viene prodotta in questi 3 paesini della Sicilia, è un'oliva antichissima,
bianchissima, è un'oliva che se non venite qua e non la provate non avete modo di conoscerla, e quindi vogliamo che si conosca perché merita, è davvero un olio molto particolare. Far conoscere questi prodotti di qualità è proprio uno degli obiettivi di Ficarra 4.0 e la sua azienda è partner di questo progetto. Sì, io come dire ho aderito in maniera entusiastica fin dall'inizio a questo progetto perché ci ho creduto. È stato come dire una sfida perché certo 8 produttori, 8 piccole aziende perché siamo tutte piccole aziende, 8 prodotti particolari come la castagna di Salvo, come il miele di Tindaro eccetera, quindi i salumi di Colli Nebros eccetera, e quindi l'olio appunto di Minuta, quindi sono tutte delle eccellenze del territorio, quindi questa tra virgolette sfida, ma nemmeno una sfida perché si è trattato uno di questa bellissima collaborazione che si è instaurata tra queste nostre aziende. Abbiamo vissuto anche questi eventi, ci siamo divertiti perché partecipare insieme, muoverci insieme eccetera, e soprattutto il riscontro che hanno avuto perché le persone quando hanno assaggiato l'olio, quando hanno assaggiato il miele, quando hanno assaggiato i prodotti fatti di castagne eccetera, le conserve, dico sono rimasti veramente colpiti perché la qualità si riconosce. È inutile dirlo, quando uno assaggia un prodotto di qualità te ne rendi conto, quindi poi possiamo raccontare tutto quello che vogliamo, ma poi nel momento in cui le provi ti rendi conto che vale la pena, è così. E siamo in compagnia del signor Tindaro Ridolfo che ci ha portato oggi alcune delle sue specialità. Troviamo agrumi ma troviamo anche miele. Esattamente, io mi interesso di più del miele, però nel medesimo tempo mi interesso di altro, come verdura, faccio i mercatini 2 volte alla settimana e mi interesso di più del miele. Comunque adesso... Ne vediamo diversi tipi di miele. Esattamente, e questo è il polline, guardate, questa è una cosa importante per le api. Le api all'inizio si nutrono di questo e se gli manca il polline non vanno avanti. Poi ho il miele millefiori, che è questo, perché essendo che ho la postazione fissa non faccio tanti diversi tipi di miele, ne faccio solo 3 o 2, se va male 2, se mi va bene ne faccio 3. E faccio un millefiore, un agrume che è eccezionale. Questo è un miele bellissimo. Agrume, questo è un miele fine. E poi faccio castagno. Questo non si cristallizza mai, è come il miele d'acacia. Il miele d'acacia non si cristallizza, ma diversi tipi di miele non si cristallizzano. Però noi qua non abbiamo tante scelte. Io mi ricordo su a nord, a Vercelli, lì c'hanno il rododendro, si produce sul Lago Maggiore. Lei ha lavorato tanti anni fuori dalla Sicilia, ma poi ha deciso di ritornare qui nella sua terra, nel suo paese. E allora io voglio vivere a Ficarra. Sono stato 59 anni in provincia di Pavia, Vigevano. E lì ho fatto la mia fortuna, tutta la mia vita sono stato là, avevo 17 anni quando mi sono stabilito su. E poi ho fatto il militare e poi ho continuato, a me piaceva fare l'autoferrotranviere. Ho fatto 9 anni di camionista, guidavo l'autotreno, facevo Vigevano-Brescia-Torino in giornata. Poi ho avuto il primo bambino e ho cambiato lavoro e sono andato a lavorare alla società Stave, che sono stato 30 anni. Quando è andato in pensione è ritornato in Sicilia. Sono andato in pensione, ho deciso, perché anche sì mi è subentrato un problema di allergie e sono allergico a tutti i conservanti e i pesticidi. E allora l'unica soluzione, me ne sono venuto qua, ho cominciato a provare a coltivare le patate. La prima cosa che ho fatto, io mi sono interessato dalle api, perché le api
sono stato sempre innamorato, cioè solo pensare il lavoro che fanno e come sono equilibrate fra loro, perché le api ognuno ha la sua mansione, c'è quella che tiene la cella, sì, anche quelle, ci sono i spazzini che fanno questo, però le api è un piccolo animaletto, ma è una cosa eccezionale. Io di questo mi sono innamorato. Naturalmente immaginiamo che tutti i suoi prodotti sono biologici. Tutto, perché che penso che io mi viene una facciona così, guarda, se vuole gliele faccio vedere nel telefonino. Qui invece troviamo Adesso, gli agrumi, non possono mancare in Sicilia a ficcare gli agrumi. Ma poi è una cosa eccezionale. Mio figlio, che ha girato un po' l'Europa, mi ha detto una sera: papà, ma i tuoi aranci che non valgono niente, 20 centesimi, perché non provi a fare l'aceto di aranci? Ecco, guarda, ci ho provato, guarda che specialità che è venuta fuori. Dove lo utilizziamo l'aceto di arancia? Ecco, questo è l'aceto speciale, è fine come aceto, e la adoperano i grandi chef sui pesci e sulla carne. Nell'insalata non funziona. Non mettetelo sull'insalata perché... Carne o pesce, mentre qui abbiamo... Questo è un altro tipo di aceto. Questa è l'arancia che noi biondo che abbiamo qua, che si chiama arancio ovale questo. E invece questo, io ho diverse piante. Questo è un arancio in moro e viene così. Vedi il colore com'è meraviglioso, ma poi ha un profumo eccezionale. E qui abbiamo invece un concentrato. Esattamente, mi sono inventato anche questo, perché, e dico io, ma tutte le arance l'anno scorso tutte per terra, dico adesso provo a farlo e ho provato, è eccezionale. Questo io di solito l'adopero nell'acqua gasata, tiro via un bicchiere di acqua e metto un bicchiere di concentrato. Guarda, una bevanda fresca eccezionale. Quindi senza conservanti e senza zucchero aggiunti? Senza conservanti. Io tutto quello che porto al mercato a chilometro zero e senza conservanti, senza concibi chimici, perché io compro il letame delle capre, il letame diciamo stallatico, come si suol dire. È una cosa, certo, costa quello che costa, però vale la pena. Noi dobbiamo abituarci tutti a comprare a chilometro zero. E proprio questo è il progetto, una delle finalità del progetto Ficara 4.0. Ma noi siamo stati incuriositi, pure guardate qui in questa ciotola cosa abbiamo, ecco, siamo stati veramente incuriositi. Ce lo spiega? Questa è una cera che l'adoperano i calzolai. Io mi ricordo che c'era un calzolaio a Vigevano e io gli facevo la cera, compravo da un mio amico e si invece lo spago. È una cosa, purtroppo le api ne fanno di cose. Abbiamo tenere cura per le api. Questo è una cera pure questa, però questa è lavorata, questa è come la fanno le api. Noi quando prendiamo i telaini, vedi che la cera è così. Poi noi, io dove si scioglie la cera, che lo metto al sole, che mi costa meno il sole, la cera si scioglie e poi si fanno queste piccole palline. È una cosa banale, una cosa facile a fare, però ci vuole tanto tempo, tanta passione soprattutto, questo glielo devo dire. E niente, io mi appassiono di tutte queste cose bellissime, perché io qua vivo e gli ho promesso ai miei figli che io quando non ci sarò mai più resterò qua a Figaro. E poi abbiamo questo che in origine era letame come matrice organica e questi sono una varietà di lombrichi che si chiamano Eisenia hortensis oppure veronesi. Ha visto qua, diciamo, una volta era letame, adesso è completamente terriccio, fa profumo di sottobosco, può anche odorare, diciamo.
Insieme a mia moglie sono il proprietario dell'azienda Red Worm Sicily che fa humus di lombrico. Diciamo che da qualche anno collaboro con Salvatore fornendo questo mio prodotto naturale per le sue piante di castagno. Già in biologico diamo un punto in più alle piante per avere un punto in più in modo naturale. Siamo riusciti a creare una microflora e microfauna all'interno del terreno tramite questo prodotto che, se vuole vedere... Allora, vediamo, intanto conosciamo la figlia. Adele, Adele, quanti anni hai? 7,5. Lei continuerà poi l'attività del papà? Speriamo, ci proviamo. Allora, qui dentro cosa abbiamo? Quindi qui abbiamo dei lombrichi. Intanto le faccio vedere delle uova, o chiamate oteche, che sono le uova di lombrico. E poi abbiamo questo che in origine era letame, come matrice organica. E questi sono una varietà di lombrichi che si chiamano Eisenia hortensis, oppure veronesi. Ha visto qua, una volta era letame, adesso è completamente terriccio. Fa profumo di sottobosco, può anche odorare, e questo è questo ammendante che si chiama humus di lombrico, che è stato studiato da Charles Darwin nel 1700, però è stato portato avanti dai californiani, che hanno visto che ci sono queste specie che sono Eisenia fetida, Eisenia andrei e hortensis, che sono quelli che si adattano più, perché ci sono migliaia di specie di lombrichi nel mondo, però queste sono le 3 specie che si adattano per avere una maggiore produzione di questo vermicompost da letame. È ammesso in agricoltura. Come lo utilizziamo quindi questo humus? Allora, intanto vi spiego come funziona l'attività. Noi abbiamo delle lettiere ricche, piene di letame, mettiamo i lombrichi sopra, loro mangiano questo letame, lo trasformano tramite i succhi gastrici che hanno all'interno, tramite i loro succhi gastrici, e trasformano questo letame in humus, che è un ammendante potentissimo in modo naturale per le piante tutte le piante che ci sono in natura, a partire dalle piante grasse. Abbiamo fatto prove su piante aromatiche, agrumi, ortaggi. È un prodotto naturale al 100%, è ammesso in agricoltura biologica, come dicevo, col decreto legislativo 75 del 2010, e stiamo cercando di valorizzare questo prodotto nella sua amata Sicilia. Inizialmente le persone sono un po' scettiche, però poi hanno provato il prodotto e hanno visto che effettivamente il prodotto funziona, e perché noi puntiamo, abbiamo sia aziende in convenzionale, e questo è da apprezzare, e aziende anche in biologico, e soprattutto puntiamo sugli hobbisti, perché pensiamo che chi si fa un ortaggio, un frutto da solo a livello hobbista, deve mangiare una cosa naturale, altrimenti non ha senso andare a mettere prodotti chimici per fare la produzione. E comunque le produzioni ci sono lo stesso, la caratteristica rispetto a un altro ammendante come fosse lo stallatico, anche se noi lo facciamo come stallatico, questo è un prodotto che è completamente inodore, fa profumo di sottobosco, quindi non fa cattivo odore, e risparmia comunque pure la manodopera quando butta questo prodotto sul terreno, perché rispetto allo stallatico se parliamo da 1 a 5, cioè 5 kg di stallatico, 1 kg di questo prodotto. Differenza fra questo e lo stallatico è che ci sono degli ormoni naturali vegetali che sono in natura, sempre naturali, che sono auxine, gibberelline, citochine, che nello stallatico non ci sono. E parliamo pure che chi vuole il massimo della naturalezza ha come metalli pesanti è quasi assente. Non diciamo assente perché la parola assente non esiste, però le quantità di piombo, nichel, queste cose sono proprio bassissime, quasi zero. Quindi questo humus viene poi messo nelle piante? Spiego come funziona. Il ciclo dura 1 anno e mezzo, quindi comunque non è che l'ho inventato io, è molto faticoso questo lavoro, apposta non lo fanno tante persone, perché siamo solamente il 5% a livello nazionale. E in poche parole, come le spiegavo prima, ci sono queste lettiere con i lombrichi che mangiano questo prodotto, questo letame, lo trasformano, e quindi diventa un doppio apparato digerente questo prodotto. Dopodiché viene lasciato sulle lettiere per 1 anno. Una volta raggiunta più o meno l'altezza di 1 metro circa, viene raccolto meccanicamente e viene messo in dei magazzini, dove avviene l'asciugatura in modo sempre naturale. Dopo che avviene l'asciugatura, perché è un prodotto che i lombrichi per poter lavorare devono avere un'umidità del circa 80-90%, quindi il prodotto, siccome è pieno d'acqua, e questa è un'altra dote che c'è questo prodotto, che trattiene l'acqua nel terreno, e quindi succede nei periodi di siccità, soprattutto di estate, aiuta le piante a combattere lo stress idrico. E quindi dopo fatto questo avviene la fase, dopo la fase dell'asciugatura avviene la fase della vagliatura. Abbiamo un macchinario che introduciamo dentro questo prodotto, che viene vagliato e toglie le impurità e
dopodiché viene insacchettato e spedito, diciamo, nei garden, diciamo, grazie a Dio siamo contenti perché le persone stanno cominciando a capire che è un prodotto valido e comunque penso che proprio in Sicilia il prodotto si vende più del nord, vuol dire che stiamo capendo che comunque diciamo, abbiamo una terra fantastica e diciamo il prodotto. Una curiosità, come le è venuta questa idea? L'idea è venuta perché proprio mia moglie era incinta di questa bimba e allora ho cercato su internet dove trovare, diciamo, un prodotto naturale per concimarmi perché io sono appassionato di orto e quindi ho letto su internet, diciamo, che questo humus di lombrico, ho contattato un'azienda, poi c'è un parente mio che 30 anni fa l'aveva fatto, però purtroppo non c'era la mentalità, diciamo, della gente, perché purtroppo la chimica è sempre andata avanti perché ti porta produzione, ti porta, diciamo, il frutto bello grande, abbondante e quindi giustamente si è entrata su quella etica. E adesso invece, grazie a Dio, poi ho cominciato per gioco con una piccola lettiera e dopodiché ho capito sulle mie piante che il prodotto era efficiente e ho cominciato a investire su questo prodotto, tutto con le mie forze, diciamo, di tasca mia. Va. E grazie a Dio col tempo, diciamo, lo faccio da 8 anni, quasi 9 anni e stiamo andando bene. Speriamo che comunque vada sempre meglio. E qui siamo all'interno della fattoria di Grende, siamo in un'azienda agricola. Siamo in un'azienda agricola con vocazione turistica, che è la cosa più bella e più carina che facciamo. Il nostro obiettivo è sempre quello di curare la filiera corta e grazie a questo siamo entrati in vari progetti, tra cui Ficarra 4.0, che è una bellissima realtà che ci ha permesso di valorizzare tante cose. Presentiamo i prodotti che abbiamo qui. Allora sì, intanto guardi dal dolce, iniziamo dal dolce perché questa è una bellissima crostata che fanno le ragazze in azienda dove utilizziamo le nostre marmellate che sono la marmellata di cedro e la marmellata tipo un pelmo rosa con i nostri prodotti che li raccogliamo, li lavoriamo e li utilizziamo per somministrarli ai nostri ospiti in azienda quando vengono a dormire. In questo caso ho avuto un weekend fortunato perché ho avuto ospiti in azienda nonostante il maltempo ne hanno goduto di queste preparazioni. Poi oltre alle marmellate noi ci occupiamo anche delle piccole delizie ma solo per i nostri ospiti, queste non le commercializziamo, sarebbero le ricotte e i formaggi perché abbiamo un piccolo gregge, chiamiamolo piccolo, ma sono proprio poche pecorelle e poche capre, dalle quali insomma nei periodi in cui dopo aver partorito si può mungere il latte, realizziamo la ricotta e realizziamo la tuma, che anche queste fanno parte della somministrazione. Quello che invece commercializziamo e lo commercializziamo anche all'estero sono sia la marmellata di peperoncino, che è questo prodotto che è una delizia, veramente, è un prodotto molto particolare che assaporato una volta è quasi una droga, la gente non fa altro che mangiarne e chiederne sempre in continuazione, e anche la salsa di peperoncino, che ha anche una lavorazione molto particolare con il sale, si lavora con il sale, e questa sul mercato estero non la vendiamo all'estero, soprattutto all'estero, ma anche qui in azienda, anche nel contesto locale. La nostra azienda però nasce come azienda olearia, proprio il nostro oliveto è un oliveto molto antico, abbiamo piante che sono anche ultracentenarie, che continuano la produzione perché sono sempre state potate ogni anno, e produciamo il nostro olio che è Desiderio, che si chiama Desiderio, un olio evo macinato a freddo, raccolto e macinato nel giro di 24 ore, quindi con un pH praticamente quasi a zero. Ha un sapore di ginestra molto molto particolare ed è molto apprezzato. Per il resto abbiamo la frutta, come vedete i cedri, come vedete le olive, melenzane, tutte le cose sott'olio, le uova perché abbiamo galline, abbiamo coniglie, insomma abbiamo un sacco di piccoli animali che da fattoria, per questo si chiamano fattoria di Grende, perché se no non avrebbe avuto senso. Qui dentro c'è soprattutto tanta passione perché lei è un avvocato, ecco, ma avete cercato di portare avanti questa attività per dare un valore in più al territorio di Ficarra. Noi abbiamo cercato di dare un contributo al territorio di Ficarra anche dal punto di vista della
dello sviluppo sia sul territorio per la vendita dei prodotti, ma soprattutto per dare anche lavoro, perché è fondamentale che un'impresa faccia lavorare la gente sul luogo, e io, i miei operai e le mie operaie che lavorano per noi, che lavorano per me, per i miei fratelli e per mia madre, perché io non sono sola, lavoriamo tutti insieme, e miriamo a raggiungere un obiettivo, e l'obiettivo è quello di fare in modo che quello che c'è intorno a noi possa essere un gioiello anche per gli altri. Questa mia struttura, nostra struttura, è una struttura molto bella, una struttura antica, e quindi ha un suo valore. E non è giusto, insomma, che ne godiamo solo noi, è giusto che ne godano tutti. Allora ecco perché vengono le persone da 30 anni, perché mio padre ha aperto questo agriturismo nel 1994, e pensate che la nostra era la licenza numero 8 in tutta la Sicilia, cioè quando si parla di miliardi ormai di agriturismi, che ovunque c'è un agriturismo, il nostro è da 30 anni, e noi restiamo e viviamo qui in maniera dedicata al territorio, dedicata a alle piccole cose. Lei non troverà mai da me 50 kg di ricotta, lei troverà ogni giorno probabilmente 1,5 kg di ricotta che viene somministrato a chi viene a mangiare da noi, ma per lo più comunque la cosa più importante è l'attività agricola, cioè quindi l'uliveto e tutta la produzione, che è sempre prevalente rispetto a tutto il resto. Qui dentro abbiamo visto anche un forno a legna, il forno di una volta, dove voi ancora continuate a infornare il pane. Sì, l'abbiamo fatto ieri il pane in realtà, e se forse le ragazze, qualcuno me ne porta una forma, gliela faccio pure vedere, però i mulini, la farina la prendiamo al mulino, non è una farina nostra, però è sicuramente un'altra nota in più, una nota musicale importante, perché chi viene si mangia anche il pane, ma anche noi. Io che vivo per lo più a Messina mi porto ogni settimana il mio pane, la porto a mio fratello, a mia sorella, in modo che ognuno di noi ha qualcosa di grenne ogni settimana. Bisogna far rete, Ficarra 4.0 vuole portare avanti proprio un discorso di sinergia con le varie attività, con le varie aziende. È importante far rete, è importante portare avanti anche una vendita sul territorio, la filiera corta. Questo sicuramente, infatti questo progetto Ficarra 4.0 è stato una cosa veramente importante, siamo stati in varie piazze, tutte qui intorno, ma a Floresta, a Gioiosa, a San Pietro Patti, insomma abbiamo girato un po' per far vedere i nostri prodotti, e farlo tutti insieme ci ha permesso di affrontare le spese, perché le spese ci sono sempre, quindi tutti insieme si diminuiscono le spese, ed è fondamentale, e abbiamo avuto un notevole riscontro perché molta gente è venuta a Ficarra, e Ficarra adesso ha la possibilità, ci sono molti artisti che si sono trasferiti a Ficarra, gente che inizia a fare, non so, le icone bizantine, gente che si occupa di cucina, proprio un piccolo artigianato locale che si è sviluppato perché ci hanno conosciuto grazie a questo progetto. Quindi lo trovo veramente importante, indipendentemente dal fatto che io abbia venduto l'uovo, abbia venduto la salsa di peperoncino. Credo che sia invece la nota più importante quella che siamo stati conosciuti sul territorio. Ficarra 4.0 è un progetto che guarda lontano, guarda anche al territorio circostante. Sì, soprattutto guarda all'importanza di fare un prodotto biologico in tutta la sua integrità, dall'inizio alla fine, dalla concimazione all'impollinazione. Io, diciamo, da questo punto di vista sono stato lungimirante già da un paio d'anni, collaboro con due esperti di questo importante passaggio, e ora mi farebbe piacere, visto questa occasione, di farvi spiegare direttamente da loro, che io li ritengo veramente preparati nel proprio settore, i loro prodotti. E qui abbiamo un volto che già abbiamo incontrato in passato. Siamo andati a San Salvatore di Fitalia nella sua azienda, siamo in compagnia di Giuseppe Scurria, la mia azienda si chiama Apicolture Colline del Fitalia, allevo ape nera siciliana in biologico.
quindi sono sempre alla ricerca diciamo, di posti più naturali possibili dove poter fare bottinare le api, e quindi qua con Salvatore da un paio d'anni stiamo collaborando, quindi porto le api nel suo terreno, che sono circa 50 ettari insomma, di biologico, per andare così diciamo, a impollinare le api in un ambiente veramente dico, pulito. Come sappiamo, quindi, diciamo, io allevo api nere siculo, quindi un'ape autoctona, un'ape che è nostra, siciliana, che era a rischio estinzione e che da una ventina di anni la stiamo diciamo così, rintroducendo in quello che era il suo habitat naturale, che è in Ebrodi, e quindi diciamo che con Salvatore abbiamo trovato questo feeling. Lui ricerca diciamo, come dire, l'impollinazione, io cerco oltre all'impollinazione anche dei terreni puliti dove realmente non ci sono pesticidi, non si usano diserbanti, quindi diciamo l'ideale per allevare api e dare anche una grossa mano all'attività di Salvatore da questo punto di vista. E questo poi è il prodotto finale che ci regalano le api. Questo è il prodotto delle api nere sicule, quindi le nostre api. Sì, la mia azienda, come ho detto prima, è in biologico, è anche presidio slow food sull'ape nera, e poi sono molto interessato diciamo, a questa collaborazione con Salvatore, perché diciamo, abbiamo a disposizione una bella coltivazione tenuta bene, e soprattutto perché negli ultimi anni il miele di castagno, caratterizzato dal suo sapore così un po' amarostico, non era diciamo così molto apprezzato, invece negli ultimi anni lo è molto, quindi anche l'interesse mio a produrre un miele di qualità in un ambiente veramente sano. E siamo in compagnia di Tina Bongiorno e qui parliamo di castagne, una specialità di questo territorio. Sì, da un bel po' di anni siamo specializzati diciamo, nella raccolta delle castagne, e diciamo, con il Ficarra 4.0, con il gruppo di cooperazione che abbiamo costituito, abbiamo avuto anche la possibilità di commercializzare il prodotto, di trasformare il prodotto e di commercializzarlo. Quindi mentre prima diciamo, abbiamo cominciato con la raccolta delle castagne e quindi con la vendita al cliente locale, diciamo che il Ficarra 4.0 ci ha dato l'opportunità, attraverso le fiere, gli eventi a cui abbiamo partecipato nel corso di questi 2 anni, di farci conoscere non soltanto come azienda, ma come azienda che raccoglie le castagne e le vende, ma anche come azienda che trasforma il prodotto. Voi avete creato un'azienda che porta proprio il nome della castagna, l'azienda agricola La Castagna. Perché questo è quello che facciamo, e questa è la nostra azienda, e siamo qui sul territorio di Ficarra, l'unica azienda che commercializza le castagne, e sì, da un po' di tempo abbiamo iniziato a commercializzare il prodotto, a trasformare e a commercializzare il prodotto. Quindi ciò significa di poter consumare i prodotti che vengono realizzati con le castagne tutto l'anno. Tutto l'anno, certo, questa è una grande opportunità per il consumatore, perché come sappiamo la castagna, a differenza delle altre frutta secca in guscio, ha una certa durata limitata, ha una durata limitata nel tempo. In questo modo diamo la possibilità al consumatore di poter continuare a gustare il nostro prodotto anche per un anno, attraverso la marmellata e attraverso le castagne, miele e rum. Questo è un modo diciamo, per poterla consumare tutto l'anno. La marmellata la possiamo utilizzare in 1000 modi, per la preparazione dei dolci, per la colazione? Sì, la marmellata è nella preparazione dei dolci. Noi abbiamo realizzato una torta sbrisolona alle castagne, molto semplice da realizzare, ma può essere abbinata anche benissimo ai formaggi molto stagionati, si presta benissimo un po' con tutto. Mentre quest'altra produzione, castagne, miele e rum? Sì, questa già è una cosa un po' più particolare. Particolare perché? Perché intanto il frutto, come tu vedi, si vede integro o in pezzi, e la si può utilizzare tal quale, in questo modo, oppure si può anche trasformare, anche questa si può trasformare come si vuole. Sempre, io consiglio in una preparazione sempre a base di dolci questa, dove c'è un liquido fatto di miele, zucchero e rum. È un ottimo dessert, anche da servire a fine pasto, se si vuole fare figura, anche da regalare. Sotto il periodo di Natale va benissimo,
Diciamo che è stato molto apprezzato dai nostri clienti. I nostri clienti che hanno provato vanno sul sicuro con la marmellata perché ovviamente già si sa come poterla consumare, però questo già è una cosa un po' più particolare. Quindi se un cliente vuol fare figura, presenta questo vasetto, già è qualcosa. Difficilmente si vede in giro le castagne miele e rum. Certo, dietro c'è tanta lavorazione di questo prodotto, non utilizziamo le macchine, quindi è tutto fatto a mano. Quindi già questo gli dà sempre un qualcosa in più rispetto a un altro prodotto. Quindi Poi diciamo che sono tutti prodotti biologici perché prodotti biologici, non utilizziamo pesticidi, assolutamente niente. Quello che la natura ci dà, il raccolto che abbiamo durante l'anno, quello che non utilizziamo niente, assolutissimamente. Sono i nostri principi, questi, altrimenti andiamo fuori da quello a cui ci siamo dedicati nel corso di tutti questi anni. fate parte del progetto Ficarra 4.0. Una grande opportunità per fare rete, per fare squadra anche. Certo, questa è stata un'importante opportunità per farci conoscere non soltanto sul territorio ma anche al di fuori. Cioè, grazie al Ficarra 4.0 abbiamo avuto l'opportunità di farci conoscere fuori e la gente ci chiama, vuole i nostri prodotti, quindi questo diciamo è il punto di partenza per successive collaborazioni con altri fornitori, con gente, con aziende che ci chiamano e che vogliono commercializzare il nostro prodotto. Quindi già questa è una grande opportunità, può essere il via diciamo, per future collaborazioni, quindi non ci fermiamo soltanto alla vendita e alla raccolta delle castagne ma anche al prodotto trasformato. Quindi voi vi curate anche la parte della raccolta delle castagne locali del territorio? Sì, no, castagne nostre, proprio castagne nostre locali del territorio, quindi cominciamo a settembre con una varietà che è la Bouche de Bétizac, che è un marrone grande, e poi continuiamo fino a metà novembre, quindi cerchiamo diciamo, di occupare un bel po' di tempo, cerchiamo di dedicare un bel po' di tempo alla raccolta e quindi sì, e questi sono i nostri prodotti. Il progetto ha suscitato già un grande parere positivo da parte della clientela, ma nel vostro futuro, della vostra azienda agricola, ci sono altri progetti da portare avanti? Guardi sì, intanto soprattutto questo farci conoscere diciamo dappertutto. Le fiere, come le ripeto, sono state un importante input, sì, vetrina per farci conoscere, siamo stati già contattati da altre aziende che sono interessate al nostro prodotto, soprattutto perché è particolare e non tutti trasformano le castagne, perché mi rendo conto io in prima persona che è molto difficile lavorarlo, però se uno ha passione e vuole riuscire e soprattutto vuol farsi conoscere, bisogna fare dei sacrifici e questo credo che ci siamo riusciti. Siamo stati proprio incuriositi dal dolce che viene preparato con la marmellata delle castagne, magari presto ritorneremo a incontrarci per vedere la preparazione di questo dolce. Con piacere, anche perché è molto facile da realizzare, chiunque lo può fare a casa e viene apprezzato da grandi e piccini, sì. Lei è un commerciante? Sì, una piccola attività all'ingresso del paese, un piccolo negozietto, ecco. Un piccolo negozio che vende poi prodotti di eccellenza, possiamo dire così? Diciamo di sì, poi i prodotti del territorio, a parte i prodotti dei forni di Ficarra, quindi pane, pasta, pizze, dolci, biscotti e anche i prodotti della terra. Al primo posto sicuramente ci sono le olive minute, queste ci sono praticamente tutto l'anno. Sono queste olive prodotte da queste piante secolari che ci sono sul territorio di Ficarra, che oltre a produrre un olio eccellente sono ottime anche da pasto. Le posso proporre ancora grazie al lavoro del signor Lopez Carmelo, che da diversi anni si occupa della raccolta, della conservazione di queste olive e poi le porta già preparate. Poi ovviamente le castagne, quando è periodo di castagne, delle mele. C'è una varietà di mele che è quasi una sottospecie una mela rossa, che è della mela del Pollino, che a dispetto del nome questa mela è siciliana, autoctona, e qua abbiamo una sottospecie che è abbastanza presente sul territorio e che si può produrre senza anticrittocamici, senza antiparassitari, quindi assolutamente biologica e nei periodi si dà
alle persone, diciamo, la posso offrire alle persone. Poi volevo ricordare anche una verdura che sta scomparendo, che è il cavolo forte. Questo cavolo, anticamente lo chiamavano così i nostri nonni, perché il cavolo forte è un cavolo che resiste in estate alla siccità, anche senza essere irrigato, e l'anno successivo rientra in produzione. Si usava anticamente per le foglie, ma sia per gli animali, sia per uso per le persone, per consumarlo, e produce un broccolo che viene chiamato broccolo a filo, perché assomiglia a un aspargo. Sono buonissime, purtroppo parliamo tutte di piante, di frutte che sono a rischio estinzione, tutta quella biodiversità di cui se ne parla in continuazione, ma che poi non si fa niente per salvaguardarla, ecco. Oggi in questo meeting a Ficarra, oggi domenica 30 marzo, abbiamo visto e stiamo vedendo tantissimi prodotti di eccellenza, prodotti biologici, ma soprattutto si cerca di valorizzare il territorio, i suoi prodotti di qualità e la filiera corta. È importante, portare avanti la filiera corta, perché significa avere un vantaggio, dare un vantaggio al consumatore. Sì, certamente, prodotti che arrivano a chilometro zero, certo, ma tutto quello che del luogo arriva a chilometro zero. Diciamo che sono quei prodotti che portiamo sulla nostra tavola che poi ci gratificano, perché oggi mangiamo, se tu compri una mela oggi in un supermercato pensi di comprare una mela e in effetti compri un prodotto che è un cibo in scatola, perché una mela dura un anno. Una volta c'erano le mele tutto l'anno qua, per esempio, le pere si stanno perdendo. Diciamo, bisognerebbe salvaguardare il lavoro che fanno questi ragazzi, va in questa direzione, che gli dobbiamo fare i complimenti. Allora speriamo che si possa proseguire su questa strada che è stata intrapresa, e soprattutto invitiamo anche i giovani ad avvicinarsi all'agricoltura, che può dare una grande opportunità per restare in Sicilia. Certo, sì, anche al miele, io mi dimenticavo del miele, lo tratto il miele, anche il miele di Ficarra, biologico, ottimo veramente. Assessore, oggi abbiamo visto diverse realtà imprenditoriali che esistono qui sul territorio di Ficarra, quindi un territorio molto vivo. Sì, è vivo ed è in evoluzione. Chiaramente per un borgo come Ficarra avere delle realtà imprenditoriali che si muovono nel campo del biologico, quindi perfettamente in linea con quelle che dovrebbero essere anche le prospettive future, è molto importante, perché dà fiducia a noi e cerca di tracciare una prospettiva futura. Un borgo tutto da scoprire, ma diciamo noi tutto da vivere. Sì, Ficarra è un borgo che in certi momenti non ti aspetti, quando passeggi magari incontri le strutture che oggi lo arricchiscono, come il museo diffuso, quindi queste collezioni identitarie, i beni culturali, insomma la cura verso tutta l'urbanistica e tutto l'amore che alla fine c'è verso questo borgo da parte di chi lo abita, no? Per cercare di mantenerlo sempre al passo con i tempi e sempre a livello infrastrutturale godibile. Quando parliamo di Ficarra sentiamo sempre associata la parola cultura, e anche oggi possiamo dire che abbiamo fatto cultura, perché il cibo, i prodotti del territorio sono cultura, rappresentano l'identità di un territorio. La cultura è identità, la cultura è futuro, insomma quello che noi dobbiamo provare a trasmettere alle generazioni future. Insomma, io provo a fare questo lavoro tutti i giorni a scuola, ma ritengo che sia importante anche in un piccolo centro provare a conservare la memoria, a restituirla ai giovani, farla diventare un patrimonio identitario poi spendibile. Ficarra 4.0, un progetto che ha dato quel valore aggiunto al borgo di Ficarra, che l'amministrazione comunale ha anche sostenuto. Secondo me sì, ha dato un valore aggiunto, anche perché è composto anche da un gruppo di imprenditori che sono quelli giovani che hanno investito e che hanno deciso di rimanere nel borgo, e questo è fondamentale. Un borgo senza abitanti, senza imprenditoria, senza la gente che lavori sul posto e faccia crescere un po' tutto, abbia cura sostanzialmente del territorio, è un borgo poi senza vita. Invece questo ci dà veramente una grande forza e noi ci auguriamo che tutto questo possa proseguire. Tra i vari obiettivi anche quello di valorizzare la filiera corta, è importante proporre i prodotti del territorio sul territorio. È il lavoro che hanno fatto loro soprattutto, la filiera corta, quindi provare a far arrivare direttamente il consumatore in azienda
quindi sfruttare al massimo i prodotti del nostro territorio e poi contestualmente anche provare a allungare un pochino la filiera per avere un'espansione anche economica e imprenditoriale. Una bellissima giornata quella di oggi, abbiamo scoperto tante realtà, soprattutto abbiamo visto che c'è tanta passione, tanto amore per questo territorio. Sì, l'amore per il territorio e principalmente per Ficarra da parte mia e anche dalle altre aziende è immenso. È proprio questo che ci dà la forza di andare avanti nonostante tutto e di fare queste giornate spettacolari dove speriamo che questa pubblicità di presentazione dei nostri prodotti possa andare bene per come io spero. L'invito è quello di scoprire i piccoli borghi siciliani perché hanno tanto da regalare, tante emozioni, un'esperienza unica da vivere a Ficarra, ci sono tante strutture anche ricettive, ci sono strutture dove poter mangiare qualcosa di buono e poi c'è una bellissima realtà da scoprire. Sì, secondo me Ficarra è un paese doc da questo punto di vista, te lo dice anche questa location stupefacente, oltre ad essere un'azienda leader nell'olio di oliva. E poi non nascondo che ci sono dei ristoranti di altissimo livello.